PN Trading Places è un festival dedicato alla diffusione dell'educazione finanziaria. Viene realizzato dall'Università di Udine, i corsi di laurea e laurea magistrale in banca e finanza, e dal Comune di Pordenone, in collaborazione con diverse realtà associative del Nord-Est. Nasce con l'idea di sviluppare la tematica dell'educazione finanziaria in stretta connessione con le istituzioni e con le realtà dell'associazionismo presenti sul territorio. Lo scopo è quello di coinvolgere nell'iniziativa la maggior parte dei soggetti, anche al fine di raggiungere la più ampia e diversificata partecipazione della popolazione all'iniziativa. Quest'anno è giunto alla quinta edizione e negli anni passati la manifestazione ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dalle scuole primarie agli istituti superiori alla terza età, passando anche per un pubblico del tutto generalista. Solo nell'edizione dello scorso anno, 2024, i partecipanti alle diverse iniziative di formazione e di divulgazione sugli elementi di base della finanza sono stati oltre 2000. Dal punto di vista del legame con il territorio, il festival è stato in grado, nelle sue diverse edizioni, di attrarre un numero crescente di partecipanti, di attori chiave del territorio, ricevendo peraltro anche l'encomio ufficiale da parte della professoressa Anna Maria Lusardi dell'Università di Stanford, che può essere considerata un'autorità mondiale nell'ambito della ricerca scientifica sull'educazione finanziaria e è stata direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. E penso di poter dire che la forza principale del festival sta proprio in questa sua capacità di fare rete, avendo consolidato negli anni numerose collaborazioni istituzionali, prima fra tutte ovviamente quella con il Comune di Pordenone, ma anche con il comitato che abbiamo citato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che ha patrocinato tutte le edizioni dal 21 al 24, nonché con i principali organismi di vigilanza, penso a Banca Italia, ma anche a Consob, Covi, IVAS, e con i rappresentanti del tessuto economico e produttivo del Triveneto. Questa rete permette al festival di arricchirsi di importanti contributi da parte di figure chiave come analisti, dirigenti istituzionali, accademici di fama internazionale, giornalisti esperti di questioni economico-finanziarie. Dal punto di vista organizzativo, il format di quest'anno propone una molteplicità di eventi e di iniziative rivolte a pubblici di riferimento diversi, con lo scopo di massimizzare la visibilità e la diffusione dell'educazione finanziaria all'interno del tessuto economico e sociale del nostro territorio. Ad esempio, il format comprende iniziative divulgative indirizzate ad un pubblico generalista, ma anche eventi dedicati a professionisti e a imprese di grandi, medie e piccole dimensioni, eventi specifici per gli studenti delle scuole secondarie e anche eventi di formazione a tema educazione finanziaria per i docenti delle scuole primarie e secondarie. Come vedete, uno spettro di destinatari assolutamente ampio e diversificato, e io sono sicuro che anche quest'anno, come negli anni passati, sarà un successo.